dicembre e in questa giornata così importante, buongiorno a tutti, siamo tutti impegnati, voi siete tutti impegnati, noi ci arriveremo tra poco davanti al tavolo di cucina. Pieno, meno pieno, stimate come lo volete stimare. Oggi è il giorno in cui si comincia seriamente a pensare che cosa preparo per la cena di Natale, che cosa preparo per il pranzo di Natale, come farò ad apparecchiare al meglio la tavola. È semplice, basta seguire l'ora solare, signori, perché noi oggi vi portiamo il meglio del meglio del meglio, fatemelo dire. Come sempre, certo che quando ce l'hai così davanti, io le ho dato del tu. Poi ci ho pensato, dico, non dovevo darle del tu, volevo passare direttamente al voi. Luisanna Messeri! E lei, brava, la donna! il voi è sempre ben accetto! La donna delle donne, la meraviglia, cuoca, scrittrice, saggia, filosofa, tutto. Ce l'hai tutte quante. Allora, noi tra poco apparecchieremo anche la tavola nel migliore dei modi, perché anche l'occhio vuole la sua parte, però nei piatti, cara meravigliosa, sì, hai davanti una donna che sogna da una vita di essere te, cara Messeri. No, ora se te sei rossa io no, vedi? Questo mi fa rabbia, per Dobbiamo esempio. metterci d'accordo. Questione di capelli, magari dice sta a guardare il capello, è che lei sa cucinare in una maniera straordinariamente buona e meravigliosa. Allora, qui abbiamo un bel po' di cose, ma prima di tutto, Luisanna, il primo ingrediente, il Natale. Il Natale per te che cos'è? Perché tu hai un racconto di Natali meravigliosi, uno più bello dell'altro. Per me è la voglia di stare insieme alle persone a cui vuoi bene, quindi amici, parenti, famiglie allargate, non allargate. Tante persone. Tante, quelle che uno ha. Ora, se uno ha 5 amici, sono in 6, io ce n'ho un po' di più, saremo un po' di più. E poi volevo dire che non c'è un Natale ricco, oddio c'è per la verità un Natale ricco, un Natale povero, ma il Natale migliore è quello buono, perché brava, anche con poco, brava, avendo la voglia, la passione, si tira fuori, perché la semplicità non è una cosa, è la parte finale, si arriva alla semplicità, levando, ed è la cosa migliore, soprattutto in cucina. Soprattutto in cucina, ma voi ve la immaginate piccolina, ricciolina, rosso fuoco, quando era bambina? Luisanna rompiscatole, oddio! Adesso, terribile, meno male, terribile. meno male. A Natale, i tuoi Natali com'erano? Sì. Erano i Natali fatti in montagna dalla nonna, era in Casentino, con tante cugine, perché la mia nonna aveva 6 o 7 figlioli e quindi c'era tutte, eravamo tipo 40, una roba pazzesca, però belli, divertenti, poveri, perché eravamo comunque famiglie di lavoratori e quindi, però il bello, i profumi, perché poi nella cucina quello che è il vero valore, è il tempo che ci metti. Più che i grandi ingredienti, ma basta che siano biologici, buoni, basta che siano buoni. di qualità. Per cui un bel carciofo che costa massimo 1,50 €, 3 carciofi ci fai uno sformato per 10 persone. Oh là là. Sì, perché poi ci aggiungi le uova, la farina, un po' di formaggio e poi è la magia del forno. Ora, provate ad immaginare una cosa, no? Uno dice, dove andiamo a Natale? C'è anche chi decide per andare al ristorante. Intorno alla casa di Luisanna si crea un cordone di individui, grandi, piccoli, parenti, non parenti, amici. Quante persone attenderanno la tua cena di Natale e il tuo pranzo di Natale? Una ventina, però a noi si fa il pranzo. Il pranzo? In Toscana si fa il pranzo del 25. Noi domani, il 24, facciamo una cenetta leggera. Guarda come mi guarda. Perché detto da me leggera fa ridere. Leggera, eccoli qua, guardateli, meravigliosi. Poi con cotanto maestro, possiamo salutare il maestro Marco, vero? Sì, perché lui, tra l'altro, festeggiato da poco, quindi compleanno. Voglio dire, leggera 24 sera. Leggera nel senso che non c'è carne, c'è soltanto magari verdura, il baccalà piuttosto delle acciughe, ecco, tutti i piattini un po' così. Piattini, notare. Sì. Allora, il piatto... Allora, noi siamo un lungo paese, no? Che chiaramente tra nord e sud vive di tradizioni diverse e questa è anche una grande fortuna. È la ricchezza dell'Italia, no? Qual è il piatto che non manca mai
a Natale? In tutta Italia? Secondo te, con la tua esperienza, che idea ti sei fatta? Beh, secondo me non manca mai il brodo con la pasta ripiena, che possono essere tortellini di carne piuttosto che gli annolini di formaggio. Ognuno poi li chiama a modo suo, dalle Alpi alla Sicilia. Alla Sicilia hanno tanti nomi. Ognuno ha i suoi nomi. Però l'invenzione di una pasta ripiena è puramente italiana. Questo, cioè non andremo a cercarla all'estero, voglio dire. Poi la fanno anche, perché scusa, i cinesi fanno tutti i ravioli meravigliosi. Certo, questo sì, però questo sì. quello è un altro mondo. Noi abbiamo Comunque, le nostre. se volete mangiare una buona pasta, state in Italia, venite dall'estero? Si è qui a Natale, restate qui, certo, che qui la mangerete buona come non si il plin di Torino, piuttosto che, insomma, Senti, quando eri bambinetta, quando eri piccolina, la grande cuoca di casa era nonna? Era la nonna. La nonna. Sì, la nonna e tutte le zie che stavano, perché a lei veramente gli davano del voi, le figlie. Ma io volevo darle del voi, lei non l'ha detto, quindi era lei, diciamo, il direttore d'orchestra. E tu hai imparato da lei? Io con gli occhi, perché noi non si poteva toccare nulla. Guai toccare. Io una volta mi ci sono provata. Figurati, ho rovesciato una pentola di sugo che era stata in cottura non so quante ore, per cui penso che mi hanno radiato. Per quel giorno mi sono nascosta. Solo per un giorno, sì, però, perché poi voglio dire, hai onorato questa tradizione. Io ho rubato sempre con gli occhi, perché secondo me è già qualcosa. Il sugo, che sia di pomodoro, che sia con la carne, che sia come lo vogliamo, deve cuocere. Un po', dai, perché comunque i vari ingredienti si devono amalgamare, anzi meglio ancora se lo fai il giorno prima, che così tutto si equilibra, no? Poi ci metti le erbette, le robe. C'è la notte di mezzo, la notte di mezzo. Sì, quasi tutti i piatti buoni hanno bisogno del riposo. E perché sono più buoni il giorno dopo? È perché tutto diventa più equilibrato, secondo me. Vedi che sei filosofa? No. C'è la filosofia dell'equilibrio del giorno dopo. Funziona così, no? Appunto. Se uno prende delle decisioni in maniera così avventata, magari ti va bene una volta, però insomma, conviene pensarci alle cose. Adoro questa donna esattamente come la adorate voi, e ogni volta che Luisanna Messeri ci concede il suo tempo è un grandissimo regalo, in questo caso di Natale. A tra poco, no, ho detto la verità. Ci vediamo tra un attimo, guardate qui che suggerimenti abbiamo da darvi, stiamo arrivando. Dicembre, cosa c'è di meglio per l'ora solare che avere Luisanna Messeri in studio con noi? Grazie Luisanna, grazie infinite. Cuoca, scrittrice, conoscitrice delle tradizioni italiane e non solo, ma in particolar modo lei è la Granduchessa di Toscana, questa è la verità. Allora, cena di domani sera, si è detto, magra. Pesce. Pasta con le vongole, per esempio? Perfetta. Come le dobbiamo, qual è l'ingrediente, la cosa che non dobbiamo far mancare alla preparazione di questo piatto? L'attenzione. Allora, appunto, un po' farle spurgare nell'acqua prima di cucinarle. Sì. Io poi le faccio così. Vuoi sapere come faccio io? Sì, noi pendiamo dalle tue labbra. Le tengo belle a spurgare nell'acqua. Una volta che poi sono spurgate, prendo un bel tegamone dove io potrò saltare anche la pasta, perché io sporco solo un tegame, perché a Natale se uno comincia a sporcare tegami è finita. Cioè, là dietro si tolgono il cappello, un mito. Ha voglia la lavastoviglie, ma quei tegami non c'entrano. Quindi uno solo. Uno. Si mettono le vongole, si coprono col tappo, fuoco bello potente, in maniera tale che loro si aprono. Come si aprono? Si spenge, perché sennò si asciuga tutto quell'acquina che invece ci servirà. Poi tiro su con la ramina, io la chiamo ramina, cioè il mestolo bucato, le vongole, le metto in una ciotola e le faccio pulire alla mia figliola. Così si impara, così si impara veramente a cucinare. Nel frattempo quel liquidino che hanno fatto, che è l'acqua di mare, che è l'acqua delle vongole, lo metto in una tazza, comunque in una ciotola, perché può essere che qualche... Eccole all'opera, Eccola lei, sì, la metto sotto, vedi? Esatto.
tu la conservi questa La conservo perché nel frattempo tutto quello che è sabbietta, pezzi, perché ci può essere che una vongola, le vongole chiuse, prese e buttate via, non sai a pulirle perché vuol dire che sono morte e vanno buttate via. Però qualche cosina c'è sempre, quindi la lascio decantare. Poi che faccio? Prendo l'aglio, l'olio e lo metto, abbondante olio, perché magari siamo in 10? Vuoi non buttare 1 chilo di linguine? Ma le ti devi passa, buttare. ma è poco. Eppure cominciano a dire 800, 700. Ma quando mai? Noi se ne butta 1 chilo, lasciate fare. Noi se ne buttiamo. Quando l'aglio, perché sull'aglio bisogna stare attenti perché se diventa un po' scuro poi brucia e poi non lo digerisci. Invece deve sentire appena il calore. Un'idea. L'olio, devo Toscano. dire, è inutile l'olio toscano, quello extravergine, certo. quello IGP che è proprio il migliore di tutti. A casa mia si fa così. E appena l'aglio ha sentito il calore, io ci metto l'acquina delle vongole. Astuta. La faccio appena riprende il calore e spengo. Oh, è la seconda volta che fa e spengo. Sì, perché così, io c'ho il meravigliosa. gas, non c'ho quello. No, a casa certo. mia c'è il gas. Nel frattempo cuocio la pasta. Linguine, spaghetti? Linguine perché sono più... si mescolano meglio all'amidino del... sì. Quando sono al dente le prendo, le rovescio nella padellona con l'olio, l'aglio, e l'acquina, le salto pochi minuti e poi spengo e di nuovo e ci metto il prezzemolo tritato fine, a crudo, non deve cuocere. E a quel punto, ti ci piace il peperoncino? Ce lo metti. Un pochino di pepe, ce lo metti. Attenzione al sale perché le vongole, essendo di mare, sono già salate. Certo. E quelle sono fatte, sono pronte. Noi stiamo pensando a sequestrarti e a non farti tornare a casa. Allora, vabbè. Ce ne abbiamo anche per chi è vegetariano, non mangia carne, non mangia pesce, ma arriviamo. Ho tempo ancora per il risotto alla zucca? Sì, dopo che abbiamo le papille gustative ormai completamente andate, perché già sulla pasta alle vongole, il risotto con la zucca, mettiamo. Per chi non mangi né carne né pesce, questo è il tuo risotto con la zucca? No, è un risotto con la zucca. È un risotto, comunque è un risotto. Come lo faccio? Ricco. Zucca, allora, tagliata a pezzettini. La tagliata a pezzettini la puoi anche mettere in forno, tagliata a fette, che così si asciuga un po' e si cuoce, va bene. Però il segreto di un risotto è che la cipolla deve sudare, si dice, a fuoco basso. Il riso invece deve essere tostato a fuoco alto. Allora io, sempre per sporcare una sola pentola, prendo questa casseruola, ci metto il burro, ci metto un po' d'olio e faccio sudare la cipolla con un po' d'acqua, così la cipolla perde l'acido e anche col sale e butta fuori l'acqua. Perde l'acido e quindi diventa morbida, diventa digeribilissima. Poi che faccio? La levo. Mia sono scema, levo la cipolla, ci ributto il burro e faccio saltare a fuoco medio-alto il riso, perché io sono della scuola che il riso va tostato e anche sfumato con il vino bianco dealcolizzato, che vuol dire che l'ho fatto bollire 5 minuti sul gas e lui ha perso tutto l'alcol, quindi non mi dà quell'acidità. Non arriverà l'acidità del vino, capito? Certo. E quindi poi sfumo il riso col vino, ci ributto la cipolla e a quel punto ci metto la zucca. E comincio a girare e aggiungo l'acqua calda o il brodo vegetale, quello che volete. E poi così continuo, sempre sporcando una sola casseruola. Allora, è meraviglioso perché là dietro c'è la curva, Scotti, Lucernoni, Severini che fanno ma hai visto? Ma guardale, meraviglioso. Signore, sono rimasta, signori anche, ma io sono rimasta come un baccalà a sentire tutto il racconto della nostra Luisana Messeri e giustamente parlando di baccalà, il baccalà è una di quelle cose buone da mangiare anche a Natale. Il pesce si è mangiato fino a 50 anni fa. Cosa c'era di pesce? Baccalà e acciughe sul sale. Perché non essendoci il frigorifero, il pesce lo mangiavano solo nei paesi di mare. Il baccalà come si prepara? In tutte le salse. Io faccio
una ricetta che ho preso dall'Artusi che si chiama baccalà a Montebianco, che è in pratica la brandade di baccalà. Pezzo di baccalà, ecco, il baccalà è quello, io sono rimasta un po'... quello che è stato sotto sale e che poi lo devi mettere nell'acqua o si compra comunque già bagnato. Perché l'altro è lo stoccafisso, che è quello duro come il muro, sono rimasto come però uno c'ha un stoccafisso, sapore troppo, per me troppo forte. Quindi pezzo di baccalà, metto sul fuoco acqua, una foglia di alloro e un pezzettino di cipolla. Come bolle, spengo. È tutto un lavoro. Accendi, qua è tutto accendo, spengo. spengo. Butto il baccalà, tappo col fuoco spento. Il baccalà non deve bollire, perché baccalà, fegate uova con più bolle più s'assoda, nel senso che più bolle più diventa duro. Quindi dovete il time. 10 minuti, tiri fuori. Sì? Vuoi saperla tutta fino in fondo? Tutta fino in fondo. Uno di quei meravigliosi trita tutto che l'hanno inventati, meravigliosi. Anche, se no, anche mixer. Stai attenta per benino di non metterci anche le slische, perché vabbè non ci sono, ma qualcuna spesso ci va, senza pelle. Butto dentro con 500 grammi di baccalà, una patata lessa. Mezzo spicchio d'aglio senza l'anima, come sempre, perché dice ce l'hanno anche loro, io non ci vedo, ma insomma dice ce l'abbia anche l'aglio, e poi il prezzemolo, olio extravergine d'oliva toscano, come fare una maionese, e viene una crema che tu ti spalmi sui crostini, buona da morire. Ora io stamattina non ho fatto colazione, non è carino tutto ciò. Buona da morire. Attenzione, abbiamo solo 2 minuti. Secondo voi questo dolce al cioccolato? Sì. Questo dolce al cioccolato è firmato? Firmato. È firmato, signori. E io vorrei farvi arrivare il profumo a casa. Non posso, ma forse guardando la mia faccia un po' si capisce. Cioè, si può fare anche questa. Si deve fare. Anche questo è una ricetta veramente, posso dire, banale nel senso facilissima. La posso fare anch'io? Luisana? Te vai sui miei social e ci trovi io tutte studio le sui tuoi ricette social. del mondo. Io studio sui tuoi social. Brava, guarda, faccio tutto. Quindi questo è 250 di cioccolato messo a bagnomaria a sciogliere insieme al burro. 150 di burro. Sì. Poi ecco qua gli ingredienti. Eccola, vedi? Poi da un'altra parte con le fruste elettriche monto molto bene 4 uova con lo zucchero, il pizzico di sale, un mezzo cucchiaino di farina e mezzo cucchiaino di maizena. Lo faccio diventare proprio, sai, hai visto? Una nuvolona. Sì. Mescolo le due cose e butto in forno a 180 per 10 minuti. Per 10 minuti viene fuori quella meraviglia. 10 minuti, un quarto d'ora. Prova a stecchino. Prova a stecchino sempre. Eccola, e la servi magari con una cucchiaiata di gelato alla crema, di panna montata, di frutta candita. Io ci ho messo queste meringhette che così dava l'idea del Natale, della pioggia, della neve. Susanna, secondo me per forza gli amici tuoi e tutta la tua famiglia non se lo sognano, con tutto rispetto per il gran lavoro dei ristoranti, ma non se lo sognano neanche un ristorante, perché venire da te è un'esperienza. Anche perché io sono convinta che siccome si ingrassa non tra Natale e Capodanno, quindi state tranquilli questi giorni, godeteveli, si ingrassa tra Capodanno e Natale, cioè sono tutti quegli altri anni, va bene? Godetevi queste feste. Ma hai ragione, ma sapete che c'è? Per quanti ne siamo con il nostro favoloso pubblico, tutto lo stadio ha applaudito, ma mangiamo in questi giorni, soprattutto nel senso, sì, avendo la possibilità di farlo. Perché no? arriva quello che ti dice, ma ora certo se uno ha delle patologie, vabbè, delle cose, certo. quello non mi permetterei mai. Ma quelli che ti vengono a rompere le scatole, no perché io sono a dieta, perché... Senti, se sei a dieta, sta a casa tua, non venire da me, va bene? Nel pieno spirito natalizio vado a vedere come si apparecchi la tavola. Non ti muovere tu, Luisanna Messeri, però un applausone glielo facciamo. I miei amici dell'Ora Solare adorati che giustamente l'applaudono. Allora arriviamo. È meraviglioso.